Sesto Gran Premio Circolo Le Case, gara riservata alla categoria Juniores ed organizzata dalla Polisportiva Monsumanese, che vede quest'oggi al via gli atleti della categoria Juniores, una gara che ritorna in calendario per il piacere di tutti gli appassionati di ciclismo in questa zona, ed una gara che si articola sulle strade della Val di Nievole con 4 passaggi dalla salita di Vico, che vedrà quindi gli atleti impegnati su questa ascesa per 4 volte. Vi dicevo, una gara che ha raccolto tante adesioni, sono infatti 136 gli atleti che prendono il via dei 161 corridori iscritti. Qui vediamo il foglio della misurazione dei rapporti con gli atleti di casa della Polisportiva Monsumanese, li vediamo adesso inquadrati proprio alla misurazione dei rapporti per loro, quindi un impegno importante, in quanto la formazione che apre proprio le iscrizioni è proprio la formazione di casa della Polisportiva Monsumanese. Vi dicevo, una gara che vivrà con 4 passaggi dalla salita di Vico, una gara che misura in totale 107 km, un percorso impegnativo che sarà reso ancora più difficile dal tempo, che non è sicuramente dei migliori. Infatti, come vedete, la pioggia adesso ha smesso di piovere, però comunque va dall'asfalto, è ancora bagnato e sta sicuramente, andrà sicuramente a condizionare questa prova. Le maglie che vediamo davanti sono quelle della Foscobessi Vangi, che sta guidando in questo momento il gruppo, e poi abbiamo visto anche le altre formazioni. Vado a ricordarvele: la Calderara STM Riduttori, la Big Hunter FP Auto, l'Aquila Ganzaroli, la Campi Bisenzio, la Foscobessi Atella Team, il Team Vettorini, l'Unione Ciclistica Casano, la Polisportiva Monsumanese, il Gruppo Sportivo Marinetta, la Pedale Via Nova Madigan, l'Unione Ciclistica Coltano Grube, il Gruppo Sportivo Berti Mobili Benassi, il Team Prodotti Chiellini Trecificio RCG e l'ASD Giuffredi Ciclismo, che ha al via con una formazione femminile, poi la Italia Nuova Borgo Panigale, la Messere Porte Alice Ceramica, il Gruppo Sportivo Bottegone, il Gruppo Sportivo Castelfranco, l'Unione Sportiva Scat, il Gruppo Sportivo Ubaldo Signori, Unione Ciclistica Atellana e poi a chiudere il Team Dynatec Sicilia. Queste le formazioni al via, erano 161 gli atleti iscritti, 136 i corridori che hanno preso il via in questa prova. Intanto abbiamo visto il direttore di corsa Zampino, poi il vice invece è Viscusi. La giuria è composta dal presidente Alessio Bertolaccini, dal componente Andrea Pagliai, il giudice in moto Michelotti, il giudice d'arrivo Marco Verani. Questa quindi sono i servizi. Ricordiamo anche che Radio Corsa è svolta dal gruppo 4 Radio Informazione in Corsa con operativo Massimo Capocchi. Intanto il gruppo allungatissimo in questi primi chilometri di gara, vediamo proprio le maglie della Società Sportiva Aquila Ganzaroli, poi ancora le maglie del gruppo sportivo Berti Mobili in questa parte centrale del gruppo. Insomma, un gruppo che già dai primi chilometri di gara procede in lunga fila indiana. Con le immagini siamo adesso sulla testa della corsa, abbiamo percorso 17 km, quindi ancora il gruppo continua a mantenersi compatto in queste fasi iniziali di gara. Vi ricordo che la salita del Vico inizierà dopo 22 km di gara, quindi i primi chilometri sono pianeggianti e poi si inizierà a salire verso il Vico. Queste sono le immagini che ci mostrano proprio le persone che stanno lavorando per la riuscita della manifestazione. Questo Massimo Capocchi del gruppo 4 Radio Informazioni. Adesso siamo all'inizio della salita verso Vico. Al comando abbiamo con il numero 64, troviamo in questo drappello al comando e difende i colori della Polisportiva Monsumanese Francesco Marchini. Poi con il 115 è presente Filippo Favaron dell'Italia Nuova. Con il 17 troviamo invece Dino Battaglia. Con il 37 chiude questo quartetto al comando Matteo Pacini. Questi gli uomini al comando, gruppo che accusa un ritardo di una ventina di secondi. Eccoli qua i 4 atleti che vanno ad iniziare la salita verso Vico. Questo è il primo tratto, siamo ancora
nel centro abitato di Montecatini, tratto questo abbastanza facile. Adesso Dino Battaglia a fare l'andatura, il gruppo insegue con 30 secondi di ritardo, lo vedete le maglie della Monsumanese a stoppare l'inseguimento degli 4 atleti al comando, in quanto sulla testa è presente Francesco Marchini, che lo scorso anno fu campione toscano della categoria allievi e quest'anno milita nella polisportiva Monsumanese che organizza questa corsa. Il gruppo come vedete all'inseguimento degli uomini al comando, e andiamo in salita verso il Vico, e come vediamo adesso cambia leggermente la situazione al comando. Infatti a fare l'andatura c'è un terzetto con Luigi Ambrogio del team Dynatech Sicilia, poi abbiamo insieme a lui con il 64 Francesco Marchini, e chiude questo terzetto con il numero 20 Mattia Vasoli della Big Hunter. Quindi questi 3 uomini al comando, vediamo Francesco Marchini inquadrato in questo momento, polisportiva Monsumanese adesso nelle immagini, poi in terza ruota, eccolo qua, dorsale di gara numero 20, Mattia Vasoli. Questi i 3 uomini al comando inquadrati dalla nostra telecamera, stanno salendo adesso nel tratto impegnativo verso Vico a fare l'andatura, e ancora con il dorsale numero 160 Luigi Ambrogio di questa formazione siciliana che lo scorso anno era affiliata anche in Toscana con il team Vangi, quest'anno invece affiliazione solo in Sicilia per questi atleti che comunque stanno già raccogliendo ottimi risultati, spesso vincitori nella propria regione, e sono grandi protagonisti anche qui in Toscana. In gruppo adesso vediamo qui con il numero 21 Francesco Marzi dell'Aquila Ganzaroli, lo abbiamo visto in seconda ruota. Il gruppo comunque molto allungato che accusa una quindicina di secondi di ritardo con il 129 a fare l'andatura. Si tratta di Giacomo Masi, eccolo qua, del gruppo sportivo Bottegone, sale in questo tratto della salita verso Vico con alla ruota Francesco Marzi. Stanno cercando di riprendere 3 uomini al comando che vediamo ancora inquadrati dalla nostra telecamera, eccoli qua gli uomini al comando con Vasoli che prova ad aggiudicarsi lo sprint verso il Gran Premio della Montagna. In seconda posizione è l'atleta siciliano Luigi Ambrogio che transita in seconda ruota. Terzo Francesco Marchini, aspettiamo il gruppo che arriva in questo momento davanti alla nostra telecamera, maglie del Campi Bisenzio, del Bottegone Aquila. Abbiamo visto queste le prime 3 posizioni del gruppo, ma transita praticamente tutto il plotone, hanno più di una quindicina di secondi di ritardo dal terzetto al comando. Adesso discesa verso Nievole e poi il ritorno e il passaggio sotto l'arrivo, eccoli qua gli atleti che transitano sotto l'arrivo. Il gruppo è tornato compatto, come vediamo in questo momento dalle nostre immagini. Il gruppo è compatto proprio in questo momento qui dalle case, il gruppo transita in praticamente compatto tutti assieme. Come vedete la strada si è asciugata e quindi diventerà sicuramente più bella ancora la corsa. Siamo al chilometro 40 di gara, siamo a Montecatini. Dalle immagini vediamo che si è formato un drappello al comando forte di 5 uomini. Andiamo a scoprire chi sono. Con il numero 88 Nicola Campigli, con il numero 15 troviamo Omar Asti, con il dorsale di gara numero 30 invece è presente Alessio Anforini, con il numero 62 Umberto Orsini, e con il numero 40 troviamo invece Nicola Mencucci. Questi gli uomini al comando. A fare l'andatura è proprio Umberto Orsini, di ritorno dall'infortunio che ha subito nella gara di Pieve al Toppo, dove si era procurato la frattura di una clavicola. Insomma, ritorno e subito protagonista Umberto Orsini in questa corsa. Gruppo a 35 secondi, vediamo Dimitri Paganucci sempre per la polisportiva Monsumanese nelle primissime posizioni, poi le maglie del Campi Bisenzio nelle prime posizioni del gruppo. Ormai tra non molto ritorneremo in salita per il secondo passaggio della corsa, proprio in salita. Eccolo qua il plotone che inizia in questo momento il tratto vero in salita verso Vico. Vedete ancora Dimitri Paganucci davanti, che sta ovviamente cercando di stoppare l'azione dell'inseguimento degli uomini del gruppo. Dimitri Paganucci che veste la stessa maglia che davanti a Umberto Orsini. Intanto siamo tornati in testa, vediamo che sta perdendo contatto Nicola Mencucci, quindi
si forma un quartetto a questo punto al comando. Vi ricordo di chi si tratta: abbiamo Nicola Campigli, lo vediamo adesso in seconda posizione, poi Omar Asti a fare l'andatura, poi Alessio Anforini, ed eccolo qua in ultima ruota, vale a dire Umberto Orsini. Questi 4 uomini al comando che stanno salendo per la seconda volta verso Vico. Questo invece il gruppo che accusa un ritardo di una ventina di secondi nei confronti della testa della corsa. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del sesto Gran Premio Circolo Le Case, gara riservata alla categoria Juniores, che si svolge proprio in località Le Case, e stiamo seguendo proprio il secondo passaggio dalla salita di Montecatini verso Vico. Ne saranno previsti 4 di passaggi da questa salita. Intanto abbiamo visto lo scatto di Francesco Faicchio della Tellana Unione Ciclistica, che guadagna qualche metro nei confronti del gruppo, ma torniamo davanti ancora a fare l'andatura. Si porta in questo momento Umberto Orsini, di ritorno come vi dicevo dall'infortunio, poi Nicola Campigli, Omar Asti e Alessio Anforini, questi i 4 uomini al comando. Omar Asti già vincitore quest'anno nel Gran Premio dei Colli Marignanesi a San Giovanni Marignano, mentre per Campigli già diversi piazzamenti, tra cui spicca il terzo posto ottenuto nella 4ª edizione della Pista Livorno. Anche Alessio Anforini già piazzato, mentre Umberto Orsini, vi dicevo, che ha perso praticamente un mese di corse proprio a causa dell'infortunio procuratosi nella gara di Pieve al Toppo, che vide il successo del suo compagno di squadra, vale a dire Francesco Nicola Stefanelli, che vinse in quell'occasione. Gruppo che transita al Gran Premio della Montagna con 25 secondi di ritardo dagli 4 uomini al comando, e quindi ritorniamo in discesa con il gruppo lanciato all'inseguimento dei 4 atleti al comando, quando ormai ci avviciniamo a metà corsa. Con le immagini ancora davanti, sempre i 4 uomini al comando. Siamo ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo. Omar Asti viene rilevato da Nicola Campigli, primo anno nella categoria Juniores per lui, così come Umberto Orsini, mentre sono al secondo anno sia Omar Asti che Alessio Anforini della Società Sportiva Aquila Ganzaroli, che vediamo inquadrato in questo momento. L'atleta del Mugello che viene rilevato proprio da il pisano Umberto Orsini, che quindi sta facendo l'andatura, tornato, devo dire, in grande condizione dall'infortunio che lo vide coinvolto nella gara di Pieve al Toppo, subito protagonista quest'oggi con questa fuga che sta assumendo dei connotati importanti. Infatti i 4 uomini al comando sono 4 corridori importanti nella logica della gara, nel bilancio della gara. Infatti, come vedete, stanno tirando a tutta. È una fuga davvero interessante questa, anche perché i 4 atleti al comando hanno 4 formazioni dietro che ovviamente staranno cercando di impedire l'inseguimento degli atleti sulla testa della corsa. Li vediamo in questo momento da dietro, mentre il gruppo, eccolo qua, che accusa un ritardo di 32 secondi. Ecco qua il plotone tirato dagli atleti in maglia Team Dynatech, poi ancora le maglie del gruppo sportivo Bottegone, poi tutti coloro che vediamo adesso con Stefanelli, e poi le maglie della Big Hunter FP Auto, a cercare ovviamente di stoppare l'azione dell'inseguimento. Ecco qua gli atleti del team Dynatech Sicilia, che stanno ovviamente cercando di chiudere il buco, in quanto, come vi dicevo, questa azione sta assumendo connotati importanti, perché davanti ci sono 4 atleti di indubbio valore nella logica e nella autonomia della gara, in quanto ormai ci avviciniamo alla metà corsa, al giro di boa di questo sesto Gran Premio Circolo Le Case. A fare l'andatura con le maglie del team Dynatech ed il dorsale di gara numero 160 Luigi Ambrogio, l'abbiamo visto protagonista già nelle fasi precedenti di gara. Poi gli atleti del gruppo sportivo Campi Bisenzio. Insomma, il gruppo, comunque vada, sta viaggiando in lunga fila indiana, questo a testimonianza della forte andatura. Ormai siamo al passaggio sotto l'arrivo, metà corsa superata in questo momento. Ci aspettano altri 2 passaggi dalla salita di Vico, dopodiché gli atleti si presenteranno sul traguardo e andranno a giocarsi il successo. Siamo passati ormai in salita la terza volta verso Vico. Abbiamo ancora gli uomini al comando, si sono però aggiunti dei corridori al quartetto che faceva parte della testa della corsa,
che era composto da Umberto Orsini, Nicola Campigli, Omar Asti e Alessio Anforini. Eccoli qua i 4. Insieme a loro troviamo però altri atleti. Li vediamo in questo momento. Si è portato con il dorsale numero 30 proprio ad Alessio Anforini. Poi abbiamo visto anche Francesco Marzi, sempre dell'Aquila Ganzaroli. Poi con il dorsale di gara invece numero 32 abbiamo Francesco Marchesini. E poi sempre a completare gli uomini al comando troviamo in questo drappello con il dorsale di gara numero 43, vale a dire Gennaro Zacchia della Foscobessi Atella. Siamo ormai in vista del passaggio. Abbiamo visto gli atleti che erano in salita. Adesso con le immagini con i più immediati inseguitori, con il numero 72 troviamo Federico Felloni. Poi abbiamo Luca Cappelli in seconda ruota in questo momento. Felloni a fare l'andatura in questo momento, Cappelli in seconda ruota. Questo terzetto precede di poco il gruppo e accusa adesso un ritardo di 15 secondi dalla testa della corsa, che è formata dagli uomini che abbiamo visto in precedenza e il 7 uomini che abbiamo visto in precedenza. Eccolo qua il terzetto e poi il gruppo che transita con 25 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Percorsi quindi circa 67 km, una situazione ancora particolarmente fluida, in quanto la corsa, possiamo dire che dalla testa della corsa al gruppo sono appena 30 secondi, quindi la discesa verso Nievole può ancora cambiare nuovamente la situazione di questo sesto Gran Premio Circolo Le Case. Lasciamo sfilare il gruppo e torniamo davanti perché si è formato un drappello un po' più numeroso sulla testa. Siamo al 74esimo chilometro. Abbiamo con il numero 32 Riccardo Marchesini, con il 21 Francesco Marzi, con il numero 43 troviamo invece Gennaro Zacchia, con il dorsale di gara numero 15 Asti Omar, con il numero 30 Alessio Anforini, con il numero 38 Nicolò Salvetti, con il 20 Mattia Vasoli, con il 16 Dino Battaglia, con il numero 82 Anthony Dolciamore, con il numero 88 troviamo Nicola Campigli, con il dorsale di gara numero 31 Giacomo Forconi. Questi gli uomini al comando, e poi arriva anche Umberto Orsini. Lo abbiamo visto anche l'atleta della Polisportiva Monsumanese. Questi gli atleti che fanno parte della testa della corsa. Poi al loro inseguimento un drappello forte di una ventina di unità, allungatissimo, per cercare ovviamente di andare a colmare lo spazio nei confronti della testa della corsa. A fare l'andatura con il dorsale di gara numero 19 è Simone Lenzi della Big Hunter FP Auto. Vedete il vantaggio degli uomini al comando è minimo, una 150 metri nei confronti di questi più immediati inseguitori, quindi ancora davvero apertissima la situazione quando abbiamo percorso 75 km di gara. Queste le immagini di quello che possiamo definire il gruppo. Abbiamo visto anche Lorenzo Friscia. Ottimo l'avvio di stagione per l'atleta in casacca Aquila Ganzaroli al primo anno nella categoria, ma torniamo davanti perché si avvicinano ancora i più immediati inseguitori alla testa della corsa. Ormai siamo in vista di un ricongiungimento. Infatti questi sono gli uomini al comando. Adesso andremo a vedere perché hanno un vantaggio che è davvero minimo, un 5-6 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Adesso con la nostra telecamera andremo proprio a controllare il distacco. Ecco qua un atleta che sta cercando di rientrare poco più indietro. Tutto il gruppo praticamente si sta riaprendo il finale di questo sesto Gran Premio Circolo Le Case, con gli atleti che sono impegnati adesso verso proprio il passaggio sotto lo striscione di arrivo. C'è un rallentamento sulla testa della corsa. Questo non fa che favorire gli atleti alle spalle degli uomini che vediamo inquadrati. Intanto un corridore in casacca Campi Bisenzio prova ad allungare, come vedete adesso è Gennaro Zacchia che va a guidare l'inseguimento. Dorsale di gara numero 43 per l'atleta inquadrato in questo momento nelle nostre telecamere. Lo vediamo davvero a tutta in questo frangente, si volta per controllare la sua ruota e tutti gli atleti che sono alle sue spalle transitano davanti alla nostra telecamera. Come vedete il gruppo però si è avvicinato e possiamo parlare a questo punto davvero di un gruppo allungatissimo, ma pressoché
compatto formato da circa 60-70 unità quando ci avviamo per la quarta ed ultima volta verso il Gran Premio della Montagna di Vico, che andrà quindi a decidere questa sesta edizione del Gran Premio Circolo Arci Le Case. Siamo in salita, eccolo qua la salita verso Vico, lo scatto di Umberto Orsini nel tratto di salita. Siamo nella prima parte della salita verso Vico, attacca il corridoio della Polisportiva Monsumanese, viene inseguito da altri atleti. Andiamo poi a vedere la composizione del gruppo. Eccoci qua con le nostre telecamere, con il dorsale di gara numero 21 Francesco Marzi, poi con il numero 31 Giacomo Forconi e Umberto Orsini, che l'abbiamo visto scattare proprio qualche istante fa. Si porta anche Cappelli sulla testa della corsa in 4 in questo momento: Cappelli, Anforini, Forconi e Umberto Orsini. Vi ricordo che questa gara è valida anche come campionato provinciale della provincia di Pistoia, quindi sicuramente si aggiunge pepe a questa manifestazione. Adesso si riporta sui 4 uomini al comando anche Mattia Vasoli, sono quindi in 2 gli uomini della Big Hunter FP Auto. 5 uomini al comando Marzi, poi abbiamo Cappelli, Vasoli, abbiamo poi Umberto Orsini e Giacomo Forconi. Questi i 5 uomini al comando. Siamo ormai a metà salita del Vico, si guardano gli atleti sulla testa e riparte Umberto Orsini, lo abbiamo visto in precedenza. Arriva adesso anche Alessio Anforini, lo abbiamo visto per un attimo nelle nostre immagini ancora a fare l'andatura. Umberto Orsini, vi dicevo l'infortunio che l'ha visto coinvolto nella seconda domenica di aprile nella gara in provincia di Arezzo, ma è tornato già in splendida condizione di forma. Lui che lo scorso anno ottenne 8 successi nella categoria allievi, vinse il Gran Premio Lecco di Bergamo, vinse su al Santuario della Madonna del Ghisallo in quello che è sicuramente un grande finale di stagione. Fu per lui quello della stagione 2010 e continua a spingere. Ma siamo al Gran Premio della Montagna, transita in prima ruota Luca Cappelli, poi Umberto Orsini, poi Marzi, poi Forconi e poi tutti gli altri uno dietro l'altro. Sono una decina di atleti che vanno a comporre questa prima parte del gruppo, poi ancora altri uomini che arrivano adesso davanti alla nostra telecamera. Siamo all'ultimo passaggio dal Gran Premio della Montagna di Vico, gruppo allungatissimo che insegue gli uomini al comando. Ancora quindi un finale di gara emozionante. Siamo tornati in pianura e questi sono gli uomini al comando. Abbiamo con il numero 20 Mattia Vasoli, con il 44 troviamo invece Domenico Falco, con il numero 31 è presente Giacomo Forconi, con il 38 Nicolò Salvietti, con il numero 85 Michael Giannelli, con il 62 Umberto Orsini, con il numero 16 Luca Cappelli, con il numero 30 Alessio Anforini, con il numero 21 Francesco Marzi. Questi gli uomini al comando. Poi andremo a vedere invece cosa succede alle loro spalle. Sono tutti atleti di primo ordine della categoria juniores che stanno guidando questo finale nel sesto Gran Premio Circolo Le Case. Siamo ormai entrati nel comune, nel territorio di Pieve Agnievole a fare l'andatura. Adesso vediamo proprio Alessio Anforini, atleta dell'Aquila Ganzaroli, viene rilevato dal compagno di squadra Francesco Marzi. Eccolo qua l'altro atleta della formazione fiorentina. Questo è il gruppo tirato dalle maglie della Polisportiva Monsumanese. Poi gli atleti della società sportiva Aquila Ganzaroli, con il dorsale di gara numero 28 Francesco Acco, atleta di San Casciano al primo anno nella categoria, e poi tutti gli altri. Questo è diciamo un po' il gruppo più numeroso in questo finale del sesto Gran Premio Circolo Le Case. Come vedete sono una quindicina gli atleti che stanno guidando l'inseguimento sugli uomini che sono al comando della corsa, quando siamo ormai a circa 7-8 km dalla conclusione, quindi ci apprestiamo a vivere i momenti finali di questa importante manifestazione che ha visto al via 136 atleti della categoria juniores, praticamente tutti migliori a livello del centro Italia. Lo scatto in testa alla corsa di Francesco Marzi, atleta della società sportiva Aquila Ganzaroli, viene però subito rintuzzato dai compagni di fuga. Vediamo Michael Giannelli, al primo anno nella categoria, atleta di indubbio valore, molto promettente, figlio d'arte questo atleta che milita nel gruppo sportivo Berti Mobili Benassi. Lo vediamo inquadrato in questo momento con il dorsale di gara
numero 85, attenzione perché si avvantaggia un terzetto composto da Giannelli, poi con il numero 20 Vasoli e proprio Marzi. Poi c'è anche un altro atleta della Campi Bisenzio. Lo scatto di Marzi sta mettendo a dura prova tutti, infatti ancora qualche metro di vantaggio l'atleta aretino dell'Aquila Ganzaroli, inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere. È stato grande protagonista nel Gran Premio dei Colli Marignanesi quando fu ripreso proprio insieme ad Omar Asti negli ultimi metri di gara. Asti andò a vincere quella prova, per Marzi un quinto posto, ma come vedete adesso il terzetto guidato dal dorsale di gara numero 31 Giacomo Forconi si riporta su Marzi, quindi Marzi, Forconi, Vasoli e Giannelli, gli uomini al comando. Poco più indietro tutti gli altri facenti parte del gruppo di testa. Questo quartetto adesso sta comunque guidando la corsa quando siamo ormai a 5 km dalla conclusione. Ancora Marzi a fare l'andatura, generosissimo l'atleta della società sportiva Aquila Ganzaroli, rilevato da Vasoli, inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere, atleta della Big Hunter FP Auto. Poi è Giannelli a fare l'andatura, intanto si sta riportando, l'abbiamo visto Domenico Falco sulla testa della corsa, si riporta infatti in questo momento insieme ad altri atleti. Si è riportato anche Alessio Anforini, ma allo scatto di Luca Cappelli in questo momento un cavalcavia, ne approfitta subito l'atleta ligure per cercare un allungo. Siamo ormai nella finale e quindi Luca Cappelli è lanciato verso il traguardo, ma c'è un rimescolamento di carte proprio nel finale e quindi prova ad allungare Mattia Vasoli, che ha ancora qualche metro di vantaggio, ma allo scatto dietro lo vediamo in questo momento di Domenico Falco, lanciato lo sprint adesso ed è Falco ancora al comando, Falco della Fosco Bessi, che va a vincere davanti a Giacomo Forconi, terzo Mattia Vasoli, quarto Umberto Orsini che si laurea quindi campione provinciale, quinto Michael Giannelli, sesto Francesco Marzi, settimo Luca Cappelli, ottavo Nicolò Salvetti, nono Alessio Anforini e decimo Gianmarco Pausani. Questo è l'epilogo del sesto Gran Premio Circolo Le Case. Un degno vincitore Domenico Falco della Fosco Bessi Atella Team, in seconda posizione Giacomo Forconi del gruppo sportivo Campi Bisenzio DF, terzo Mattia Vasoli della Big Hunter FP Auto Seanese. Il campionato provinciale, come già detto, va ad Umberto Orsini, grande protagonista subito sul ritorno in corsa per lui dopo l'infortunio che si era procurato nel mese di aprile. Una corsa che ha visto tanti spunti interessanti. A questo punto andiamo ad ascoltare le interviste ai protagonisti. Umberto Orsini, rientro, ti prendi una maglia, un piccolo premio, una grande fatica che hai fatto quest'oggi, sei andato veramente forte. Sì, quest'anno la stagione è iniziata proprio male. Mi sono rotto la clavicola un mese fa, sono entrato oggi dopo 35 giorni, ho fatto i miracoli per essere qui oggi perché organizzava la mia squadra, volevo far bene, rientravo oggi, non sapevo com'era la gamba, però ho visto che ho fatto una lunga fuga e l'ultima volta sulla salita sono andato fortissimo lo stesso e ci voce sempre andare molto forte ed è un buon segnale per le prossime gare, soprattutto anche per il Toscano che c'è il 5 giugno, spero di essere al top. Bene, contro Falco non c'è stato niente da fare. Sì, alla fine sai, è stato molto bravo, il vincitore ha fatto una bella volata, però dai, è andata bene. Domenico Falco, prima vittoria stagionale, veramente bella, ci speravi all'ultimo chilometro? Sì, ci speravo già da molto tempo, infatti la condizione c'è da tanto, ma non riuscivo ad ottenere la vittoria, finalmente è arrivata. Questa la dedico al mio direttore sportivo Raffaele Liano, che ci credeva anche lui più di me. Tra un mese e nemmeno c'è il campionato toscano, la gamba inizia a essere buona. Sì, finalmente. Giacomo Forconi, Campi Bisenzio, non c'è stato niente da fare con Falco? No, non c'è stato niente da fare, lui ha fatto una grandissima volata, io sono partito lunghissimo perché ho visto Cappelli aveva ancora un centinaio di metri di vantaggio, che mi sono fatto prendere un po', sono stato un po' impulsivo e sono partito un po' lungo. Sicuramente c'è stato un grande lavoro della squadra, Salvetti ha cercato di portarmi lì, Pieroni, Zucconi, tutti gli altri sono stati grandissimi, non ce l'ho fatta a ripagarli, però sicuramente è un buon secondo posto. Mattia Vasoli, un Big Hunter,
Anche per te stessa domanda, niente da fare con Falco? No, è andata sin troppo bene, ha provato il mio compagno Cappelli e purtroppo l'avevi preso, è partita volata, è andata bene così. Infatti Cappelli aveva tentato una lunga 2 chilometri che io pensavo che andasse all'arrivo. Sì, il problema è che c'era il vento contro, però ha fatto una bella azione. Francesco Giuffredi, siamo ritornati alle corse, l'organizzazione qua alle case, credo più di così non si poteva fare. No, quello che è importante è stata una bella... Cioè molti partenti, le cose sono andate molto bene, quindi siamo soddisfatti. Dopodiché insomma è stata una corsa con molto spettacolo e questo sono contento. Come sponsor è mancata la ciliegina sulla torta, una vittoria però diciamo così siamo contenti. Intanto contentiamoci del campionato provinciale, poi speriamo che la prossima sia meglio, dai. Allora io vi auguro presto, come ha detto prima Orsini in intervista, c'è il campionato toscano. Ha detto ci sarò. Ma noi si spera come sperano gli altri, speriamo bene. E siamo con Roberto Calistri, l'organizzatore. Ti vedo molto più rilassato dopo l'arrivo. Sì, in effetti c'è la tensione che da diversi giorni si accumula e si vede l'ora che sia finito tutto nel migliore dei modi e quindi ora ci distendiamo un po', via. Sicuramente gran bella gara, tanti partenti e un bel percorso. Sì, diciamo che il Montecatini Alto è classico per fare queste gare nelle nostre zone, e tante partenti, un'organizzazione perfetta. Ringrazio specialmente tutti gli sponsor, non sto a rammentarli tutti, ma specialmente quelli che hanno partecipato anche economicamente a aiutarci. Il Circolo delle Casse è stato uno di questi, insomma, come gestori e come amministrazione del circolo. Diciamo. Dopo qualche anno siamo ritornati ad organizzare una gara, credo meglio di così non si poteva fare. Ma vedi, lo sai, il mondo del ciclismo è talmente strano, no? Ci sono delle situazioni dove noi siamo stati costretti in una maniera o l'altra a cessare le attività e ora insieme a questo gruppo di amici e avendo Giuffredi Alessio come direttore sportivo della Polisportiva Monsumanese abbiamo deciso collaborando col Velo Club e di fare una bella manifestazione e penso che lo sia venuta. Ringrazio innanzitutto, è difficile dire, insomma, il ringraziamento è totale per quanto riguarda i Bonari con la chiusura delle strade impeccabile e poi i collaboratori che abbiamo tuttora stanno smontando, insomma sono stati bravissimi tutti, ringrazio tutti col cuore.